crisi che comunque stiamo vivendo nel settore cultura, queste cose che purtroppo noi qui a Gela possiamo toccare con mano. Noi abbiamo un teatro, sa che cosa viene fuori, dottore Vecchio? Che vero è che noi come amministrazione non abbiamo le possibilità di sovvenzionare queste rappresentazioni teatrali che veramente sono importanti per fare crescere una cittadinanza, ma quello che è più grave però è che la cittadinanza non vuole pagare per vedere la cultura e per vedere rappresentazioni teatrali, cioè si vuole andare a vedere gli spettacoli gratuitamente. C'è un problema proprio di mentalità che certe volte non funziona, e devo dire che non funziona solo in alcuni centri, perché se io vado a Catania, vado a Palermo, invece là tranquillamente vado a pagare e so che devo pagare per vedere questo genere di rappresentazione e altro. Poi certo abbiamo la necessità di dover invece come amministrazione aiutare chi non ha la possibilità economica di poter pagare il teatro. Laddove non si ha questa possibilità economica deve intervenire l'ente locale e l'amministrazione. Scusate se intervengo, però no, era previsto. Volevo precisare che per esempio a Palermo e a Catania c'è la possibilità di andare al teatro pagando una cifra modesta, tipo 8 euro, 12 euro, mentre a Gela un biglietto per andare al teatro è 28 euro. No, ma sono prestigiosi quelli che vanno al teatro estero. Quelli che sono venuti che si paga 28 euro è perché sono prestigiosi. E mi sembra una cifra eccessiva. Io sono andata a Catania e ho pagato 70 euro. Però c'è la possibilità, c'è solo la possibilità di pagare 28 euro, ma non ci sono degli spettacoli fatti magari in orari pomeridiani dove è possibile andare con meno soldi. A Palermo io sono andata e ho pagato 8 euro, è giusto pagare la cultura, però qui succede chi fa il politico, il privilegiato non paga e magari la povera gente deve pagare, allora dobbiamo pagare tutti, cioè se si paga. Ma noi stiamo parlando di agire in maniera lineare, quindi il biglietto per chi ha la possibilità economica deve essere pagato, va aiutato chi non ha la possibilità economica. Prevedere degli spettacoli fatti in orari in cui si può pagare meno e quindi si dà la possibilità di vedere lo spettacolo. Perché il teatro di solito è gestito da privati. Lo so. Però si possono fare anche delle convenzioni con i privati, penso che sarebbe conveniente anche per i privati utilizzarlo per esempio nelle ore pomeridiane o per gli studenti. Allora, nel nostro specifico caso c'è un contratto che risale a circa 10 anni fa, in virtù del quale c'è una certa regolamentazione dell'uso del teatro, quindi là dovremmo andare a modificare quel tipo di convenzione che è stata fatta, e quindi è ovvio che ci deve essere anche da parte della città una richiesta forte di modificare quella convenzione e far sì che a quel punto la gestione del teatro non sia solo affidata a privati, ma sia data insieme con l'amministrazione. Ogni volta che l'amministrazione qui a Gela ha organizzato delle rappresentazioni teatrali, parliamo dell'Espiro, sono state sempre gratis, non c'è mai stato un ingresso a pagamento. Attenzione, il cartellone di cui fa riferimento lei è un cartellone della gestione privata, e torno a ripetere, i 28 euro che appaiono essere un costo veramente pesante per una famiglia che ha un monoreddito, in realtà dovrebbe poter avere una convenzione con il comune per aiutare i deboli. È quello che dico io allora, quindi chi ha la possibilità i 28 euro li può pagare, chi non ha la possibilità va aiutato, quindi siamo in perfetta sintonia.